sono Estel Puglia, arrivo da Cagliari, dall'ospedale Abruzzo, sono uno strutturato lì ormai da diversi anni e faccio chirurgia anche del segmento anteriore. Sono Donatella Tendas, vengo da Nuoro, dal San Francesco. È già stata un'ottima esperienza per imparare a gestire anche lembi abbastanza sottili come quelli anche della Disec. È stata un'occasione importante per approfondire le nuove tecniche, però la volontà di provare e di fare c'è, soprattutto quando ci sono occasioni di questo tipo che sono più uniche che rare e sono essenziali e altamente formali. Cioè quello che si riduce ovviamente la possibilità di errore legata all'operatore, già quello è una grande cosa per noi che poi dobbiamo impiantare il lembo. L'aspettativa del paziente è alta? È abbastanza alta in questi casi, soprattutto perché abituati all'idea del trapianto a tutto spessore, l'idea appunto che si possa risolvere un problema come quello delle opacità corneali con la sostituzione solo di una parte della cornea, c'è già un'aspettativa molto alta per i tempi di recupero. Ovviamente poi anche per la quantità del recupero visivo, quindi sì, sicuramente le aspettative sono purtroppo per noi molto alte spesso. L'esperienza del Wet Lab aiuta anche immagino a confrontarsi. Sì, assolutamente, nel mio caso è servito soprattutto a quello, devo dire, a confrontarmi con i colleghi che hanno molta più esperienza di me, mi hanno insegnato qualche trucchetto anche per gestire meglio eventuali complicanze o per evitare le complicanze che purtroppo anche in questi interventi sono sempre dietro la... Il confronto è molto importante. Assolutamente. Ci si conosce, si stabiliscono anche delle connessioni professionali e sociali che sono essenziali per il paziente, poi per il risultato finale.